chiede che almeno sia lineare tra le regioni. Venerdì si saprà in che fascia verrà collocato il Veneto, arancione o gialla, dice Zaia. Intanto attesa ora la sentenza del TAR sulla riapertura delle scuole. Gli effetti dei tagli sulla campagna vaccinale, il direttore generale della Sanità Veneta: non vacciniamo più 9 persone se non garantiamo il richiamo al 21° giorno. Da oltre 7.000 tamponi al giorno a fine gennaio ai 1.600 di oggi crolla l'affluenza ai Covid Point della Marca, effetto del calo dei contagi ma soprattutto della nuova norma sulla quarantena. 7 multe a bar e ristoranti aperti nonostante i divieti, il prefetto Laganagli: irriducibili, attenzione perché sanzioni ripetute possono portare a chiusure prolungate. Parla di un governo zoppo il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente dell'ANCI regionale. All'indomani del voto di fiducia al Senato abbiamo assistito ad una compravendita, dice. Associazione per delinquere, riciclaggio, intestazione fittizia di beni con l'aggravante di avere favorito il clan dei Casalesi, operazione della finanza a Firenze, un arresto anche a Treviso. Da 11 a 8 milioni di euro, effetto lockdown anche sulle sanzioni combinate dalla polizia locale, pesante l'effetto sul bilancio del comune di Treviso, i dati alla festa di San Sebastiano, patrono del corpo dei vigili urbani. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano l'andamento dell'epidemia nel nostro territorio: sono 1.344 i nuovi casi di contagio nelle 24 ore in Veneto, 101 i decessi, 339 i posti letto occupati in terapia intensiva, 2.487 quelli di area non critica. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, i nuovi casi di infezione sono 228, 24 i decessi, numero di decessi che fa sapere l'ULSS 2 della Marca sarà più elevato di quello effettivo riferito alle 24 ore per l'inserimento di decessi pregressi. Si tratta quindi di morti avvenute sul territorio che possono essere inseriti solo dopo confronto con la scheda Istat. Per quanto riguarda Belluno sono 53 i decessi. Ora parliamo del punto stampa quotidiano di Zaia: vaccini, scuole e situazione politica al centro dell'odierno punto stampa del governatore. Zaia ha chiesto che il taglio delle dosi di vaccini sia orizzontale sulle regioni. Intanto si attende per venerdì di sapere in che fascia verrà collocato il Veneto, arancione o gialla, ha detto il governatore, escludendo il rosso. Intanto è attesa in queste ore anche la sentenza del TAR sulla riapertura delle scuole. Sentiamo. L'epidemia rallenta in Veneto sia per i contagi che per la pressione sugli ospedali, ma a subire lo stop ora è la campagna vaccinale per la riduzione nella consegna delle dosi Pfizer. Il Veneto, tra le regioni più penalizzate, con un meno 53%, chiede che almeno il taglio sia orizzontale tra le regioni, riequilibrando con la fornitura della prossima settimana. Se abbiamo avuto un taglio del 29% della fornitura, non può essere che il Veneto dà un contributo del 53% del taglio e altre regioni zero. Si prendono tutte le realtà, siccome noi abbiamo una ripartizione che è millimetrica, tagli il 29% a tutti. Questo è perequativo, è mutualistico e anche dà un senso di responsabilità. Oltre ai vaccini, l'altro tema caldo di queste ore è quello delle scuole, con 2 incognite: il ricorso al TAR per la riapertura in presenza delle superiori, presentato da un gruppo di genitori, e la riclassificazione delle regioni. Noi dobbiamo vedere intanto la classificazione che ci viene data venerdì, che non è irrilevante come fatto, perché è una classificazione, diciamo, se conferma la zona arancione, è ovvio che una zona arancione è una zona che fino a prova contraria prevede tutta una serie di regole. Dopo aver appreso se il Veneto resterà arancione o tornerà giallo, continua Zaia, decideremo con il Dipartimento Prevenzione sulla riapertura. Poi c'è la questione del ricorso al TAR. Io non mi esprimo, ho il massimo rispetto del giudice amministrativo. Quando sentenzierà andremo a leggerci la sentenza e decideremo come comportarsi di conseguenza. Bisogna vedere il testo della sentenza, capire quali sono le motivazioni, capire quali saranno le eventuali motivazioni
Dopodiché le sentenze si rispettano anche magari ricorrendo al Consiglio di Stato. Una cosa è certa comunque, ribadisce il governatore, in Veneto abbiamo avuto l'innalzamento della curva in correlazione con la riapertura delle scuole. I ragazzi non hanno nessuna colpa, i ragazzi hanno diritto di andare in una scuola in presenza, però lo devono fare in sicurezza. Oggi, a nostro avviso, la sicurezza non è totale. Infine, non è mancata nel punto stampa odierno la polemica politica in relazione alla crisi di governo. Difficile governare con questi numeri, ha detto Zaia, lanciando una frecciata al Premier sul tema dell'autonomia. Il titolo quinto va rivisto, va tolte tutte le competenze allo Stato, perché è giusto che le regioni abbiano la loro autonomia. I paesi che funzionano hanno scelto di dare la competenza ai territori. Ma quali saranno gli effetti dei tagli sulla campagna vaccinale? L'ha illustrato oggi il direttore generale della Sanità Veneta, Luciano Flor. Mentre la Regione è in attesa di ricevere nuovi vaccini per continuare col piano, il direttore Flor durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile ha delineato la situazione dall'inizio. Noi eravamo partiti dicendo che a gennaio-febbraio avremmo avuto 38.000 dosi a settimana, che per effetto del 6 anziché 5 sono diventate 45.000 a settimana. La prima fornitura l'abbiamo avuta completa, la seconda fornitura l'abbiamo avuta completa, ricordo il 4, l'11, quella di oggi è la terza fornitura. È su questa fornitura che c'è il taglio. Noi oggi anziché ricevere 45.600 abbiamo ricevuto 22.000, 23.000. Sulla fornitura della settimana scorsa noi abbiamo trattenuto vaccini per poter vaccinare i richiami fino al 21-22, cioè fino a domani o dopodomani. Fondamentale è che ora ci sia una fornitura piena per garantire i richiami a tutti i cittadini cui è stata somministrata la prima dose. E di fatto oggi in Veneto non sta vaccinando quasi nessuno, perché abbiamo pochissimi richiami. Oggi è la giornata del 20, capite benissimo, sarebbero le vaccinazioni del 30, ma partendo dal 31 dicembre noi ad oggi abbiamo vaccinato 110.000 persone. I vaccini che stanno arrivando, quelli che avevamo risparmiato e i prossimi che arriveranno, ci servono per il richiamo a queste 110.000 persone. Ora si fa presto a capire che queste 110.000 persone dovranno essere richiamate tutte nei prossimi 20 giorni. Flor annuncia che non si vaccineranno più nuove persone se non sarà garantito il 21° giorno di richiamo e assicura con le forniture che sono state previste siamo in grado di coprire tutti i richiami. Da oltre 7.000 tamponi al giorno a fine gennaio ai 1.600 di oggi crolla l'affluenza ai Covid point della Marca, effetto del calo dei contagi ma soprattutto della nuova norma su tamponi e quarantene. Non si vedono più le code nei Covid point nella Marca, cala la pressione e diventano, strano a dirlo, solo un ricordo le file di auto e le lunghe ore di attesa che hanno dovuto affrontare tutte le persone per sottoporsi al tampone. Piazzale vuoto qui in Dogana, dove ad un certo punto c'era solo un automobilista incredulo. Per fortuna non c'è coda. Situazione analoga in questo punto screening a Casier, dove le auto in totale sono solo 3. Finalmente, dopo mesi di lunghe code, di grandi attese, molto stress, è una settimana circa che la situazione è molto più calma. Il cambiamento è dovuto anche alla novità inserita nella delibera regionale del 14 gennaio diramata a tutte le ASL, che impone la quarantena automatica per tutti i contatti stretti di persone risultate positive e test di screening solo su valutazione del SISP per specifiche ragioni di sanità pubblica e per tutelare soggetti fragili. Il tampone fatto al contatto stretto nell'immediato, a pochi giorni, anzi quasi il giorno stesso in cui era avvenuto il contatto, non era sufficiente per creare, per far risultare un'eventuale positività. Di conseguenza la Regione ha emanato questa nuova disposizione e quindi il tampone viene eseguito ai contatti stretti solo alla fine quarantena, al 10° giorno. Quindi è importante che i contatti stretti rimangano in quarantena almeno per quei 10 giorni
giorni in attesa del tampone negativo di uscita dalla quarantena. Se il 29 dicembre erano stati registrati 7.000 tamponi, ieri se ne contavano 1.600 in tutta la Marca, una riduzione drastica. Questa riduzione perché le misure di restrizione imposte o dettate nel periodo di Natale e nonché la zona arancione hanno sicuramente contribuito a ridurre il numero di accessi ai Covid Point. Siamo sulla buona strada, ma la soglia di attenzione non deve abbassarsi. Non dobbiamo sottovalutare che il Covid è molto contagioso. E quindi dobbiamo mantenere tutte le precauzioni, tutti i dispositivi di protezione, dobbiamo continuare a adottare comportamenti che evitino il contagio. Pubblicità ora, tra poco, restate con noi, Lina alla regia. Eccoci nuovamente in diretta con il TG di Treviso. Questa mattina in prefettura il punto sulle sanzioni ai locali che hanno tenuto aperto malgrado i divieti. Poche unità, dice il prefetto Laganà, che ha invitato le forze dell'ordine a spiegare nel dettaglio a chi si ostina nella protesta che cosa rischia. 7 locali sanzionati per aver tenuto aperto servendo i clienti malgrado le restrizioni. Castelfranco, Santa Lucia, Conegliano, un paio di case a Montebelluna e altrettanti a Vittorio Veneto, nessuno al momento a Treviso. La protesta in alcuni casi a oltranza degli esercenti rischia di avere conseguenze pesanti. Il prefetto Maria Rosaria Laganà lo sottolinea cercando di mettere in guardia chi sta violando le regole. Credo che queste persone, forse cui capisco lo stato d'animo, non si rendono conto delle conseguenze a cui vanno incontro. Chiaro che se continuano possono essere sanzionati anche ogni giorno e quindi poi si passa dalla chiusura dei 5 giorni a quella di un mese che si somma ad altre chiusure di pari durata, il che vuol dire che quando poi, come speriamo presto, si può ripartire, loro dovranno scontare tra virgolette questa sanzione e quindi avrebbero un danno a cui perseverando rischiano di aggiungersi anche i veri e propri reati con successive denunce. A questo non si vuole arrivare. Il prefetto ha chiesto alle forze dell'ordine di spiegare bene agli esercenti a cosa vanno incontro. Abbiamo suggerito, abbiamo fatto un comitato anche oggi, di procedere con le sanzioni, ma al tempo stesso di spiegare bene quali possono essere i futuri sviluppi, di perseverare in queste condotte. Ecco. Il taglio dei vaccini in arrivo non ci voleva, ma il calo dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva fa ben sperare. Abbiamo dei chiaroscuri e io mi auguro che comunque un percorso per uscire si sia in qualche modo mai avviato. Sullo sblocco dei licenziamenti infine è possibile dopo il 31 marzo. Laganà condivide la preoccupazione di sindacati e categorie economiche. Abbiamo i primi dati che arrivano dalla Camera di Commercio non ancora organizzati, sono ancora in corso evidentemente gli approfondimenti, da cui emerge che sicuramente molte attività chiuderanno, forse sicuramente più che in passato, quindi anche se ovviamente non in tutti i settori allo stesso modo, quindi sicuramente c'è una situazione di crisi. Certo, se da qui a marzo le cose dovessero riprendere, io posso anche immaginare che alcune situazioni si possono in qualche modo rimarginare, poi confidiamo anche eventualmente sulla possibilità che per alcune situazioni ci possa essere anche una proroga di questi provvedimenti, di queste misure a tutela appunto del lavoro e dei lavoratori. E continua intanto il forte malessere della categoria di baristi e ristoratori. Oggi, durante la nostra diretta, è intervenuto il ministro D'Incà che ha parlato di altri aiuti in arrivo. Sentiamo. 3 fratelli che lavorano da anni nello stesso bar. Durante quest'anno di pandemia è stata una corsa in salita. Abbiamo lavorato, ci racconta Deborah, poco e con il freno a mano. È un anno duro, abbiamo tanta paura perché non sappiamo se riapriremo, come riapriremo, e tanta rabbia perché noi siamo lì da 20 anni paghiamo tasse e contributi e quest'anno abbiamo bisogno noi dello Stato e lo Stato non c'è. Sono vicino a tutte quelle categorie che sono state penalizzate, ha spiegato il ministro Federico D'Incà. Bisogna tenere duro ancora un po'. Sulla questione ristori ne abbiamo dati, dice, ma non sono bastati. In questo momento stiamo predisponendo nel pomeriggio un nuovo scostamento di bilancio, sono 32 miliardi di euro. Sono 32 mila milioni di euro, è una cifra molto importante che sarà ancora una volta in buona parte dedicata sia alla cassa integrazione che ai ristori per tutte quelle aziende che abbiamo dovuto in qualche maniera fermare come Stato. Deborah ci parla di pochi ristori che non hanno neppure coperto le spese. Qualcosa è arrivato, ma molto poco rispetto alle spese della gestione del lavoro, perché affitto non è stato bloccato, abbiamo le bollette, abbiamo pagato le tasse, l'IVA, l'INPS
e in più abbiamo 3 stipendi, dovevamo avere 3 stipendi, 3 persone che vivono lì e lavorano lì e purtroppo non ce l'abbiamo fatta, non ce la facciamo, è durissima. Sulla vicenda di alcuni esercenti disobbedienti che hanno scelto di aprire nonostante i divieti, risponde il ministro. Capisco che siamo vicini, ma dall'altra parte io invito all'obbedienza civile in questo momento. Poi l'ultima parola a loro, ai commercianti e agli esercenti. Esprimo ancora una volta a nome di tutto il governo, a lei e a tutti gli operatori del settore, la nostra vicinanza e mi auguro che poi il prossimo ristoro possiamo darvi un ulteriore aiuto. La crisi di governo parla di un governo zoppo. Il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente anche dell'ANCI regionale, all'indomani del voto di fiducia al Senato. Sentiamo. Credo che non ci siano le condizioni, perché è evidente che questo è un governo zoppo che fa fatica a reggersi in piedi, tant'è che ieri ha dovuto ricorrere al sostegno appunto dei senatori a vita, piuttosto che i vari spostamenti che ci sono stati nella compravendita di senatori. Usa parole volutamente forti Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI regionale, il giorno dopo il voto di fiducia al Senato. È lo stesso primo cittadino a tracciare la distanza quasi siderale tra la vita reale e quella dei palazzi del potere, rivolgendosi direttamente al Quirinale. Io parlo in rappresentanza delle comunità, in questo momento in modo particolare delle partite IVA. Qui c'è bisogno di risposte immediate, di determinazione e di grande visione. Se questo governo, come pare, non è in grado di portarlo avanti, io credo che il Presidente della Repubblica debba mettere la parola fine a questa esperienza. L'alternativa quindi a una maggioranza pericolosamente risicata non possono che essere le urne, dice Mario Conte, come piano B un governo diverso. Non dobbiamo aver paura di andare a votare, perché è la massima espressione di democrazia e soprattutto finalmente i cittadini potranno esprimere quali devono essere i loro rappresentanti a Roma che possono decidere il futuro dei nostri territori. Se così non fosse, ci vuole però la forza di mettere in piedi una coalizione che sappia gestire questo momento, che ricordo è particolarmente complicato, con la consapevolezza che i nostri cittadini non hanno più tempo da perdere in bagarre politiche e baruffe come quelle che purtroppo abbiamo visto indegnamente ieri sera in televisione mentre riguardavamo le immagini del Senato. Sono circa 7.000 i lavoratori a rischio nella Marca con lo sblocco dei licenziamenti, di qui l'appello della CGIL di Treviso che chiede alla politica maggiore responsabilità per affrontare la crisi. Io credo che in rapporto siamo intorno alle 6-7.000 unità di posti di lavoro messi a rischio. Parte da un numero secco quanto potenzialmente drammatico Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso, guardando la data del 31 marzo, giorno in cui scadrà il blocco dei licenziamenti, ma per la Camera del Lavoro trevigiana non basterà rinnovare gli ammortizzatori sociali, serve cambiarli. Noi chiediamo, e lo stiamo chiedendo assieme a CISL e UIL anche a livello nazionale, nell'ultimo incontro fatto col governo, che ci sia una uniformazione degli ammortizzatori sociali. Ovviamente anche qua che ci sia una contribuzione per accedere agli ammortizzatori sociali. A Treviso a preoccupare maggiormente è l'esercito di donne e giovani rimasto fuori dal capitolo delle nuove assunzioni, una generazione che si rischia di perdere per strada. Qui le mancate attivazioni rispetto al 2019 variano dal 40 al 50%, diverse migliaia di unità soprattutto nel turismo. Tengono invece edilizia, farmaceutica, filiera del mobile, ma per ripartire davvero serve altro, in particolare un governo forte, da qui il richiamo del sindacato. Io penso che tutti i politici a tutti i livelli si devono rimboccare le maniche e finalmente risolvere i problemi piuttosto che pensare al proprio futuro se prendono un voto in più o un voto in meno alle prossime elezioni. La cronaca ora, 34 misure cautelari di cui 2 a Treviso. Sono quelle eseguite dalla Guardia di Finanza di Firenze e dallo Scicco di Roma nell'ambito dell'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, associazione per delinquere, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, emissione di fatture per operazioni inesistenti, alcuni dei reati contestati con l'aggravante di avere favorito l'associazione camorristica Clan dei Casalesi. A Treviso un cittadino casertano ed un altro italiano
italiano, originario sempre del sud Italia, entrambi cinquantenni, nella Marca perché seguivano un cantiere, sono stati raggiunti rispettivamente da un'ordinanza di carcerazione e da un'interdittiva, un provvedimento cioè che impedisce per il futuro l'attività di impresa. Disposto anche il sequestro preventivo agli indagati di beni e disponibilità per 8.300.000 euro. Una stazione mobile nei quartieri per raccogliere denunce e segnalazioni con il nuovo servizio di contatto urbano. È questa la nuova frontiera della Polizia Locale di Treviso dopo un anno difficile che ha visto il crollo delle multe con conseguenze sul bilancio comunale da 11 milioni di euro a poco meno di 8. La parola d'ordine è il contatto, cioè contatto col cittadino, ma anche una nuova sensibilità nel sentire i problemi del cittadino, le segnalazioni, gli esposti del cittadino. Quindi se il cittadino non va verso la gente, sarà l'agente di polizia locale che stimolerà il cittadino stesso ad avvicinarsi. Questa è la filosofia dietro al cartello che dai prossimi giorni campeggerà in molti luoghi della città, segnalando la presenza degli agenti di polizia locale, un modo per garantire sicurezza diffusa anche attraverso l'ascolto. Saremo presenti sicuramente durante i mercati rionali e questi servizi verranno svolti comunque quotidianamente. Da qui anche il via alla doppia pattuglia notturna nei weekend, un ulteriore sforzo alla fine di un anno complicato che ha cambiato anche l'operatività della polizia locale. Basta guardare alle multe staccate per il mancato rispetto delle normative anti-Covid, 408 tra prima e seconda ondata su 17.240 controlli promossi i trevigiani. Se calcoliamo che sono stati elevati solamente circa il 2% di verbali su tutti i controlli, questa è la dimostrazione che il 98% dei cittadini ha rispettato le norme. E a proposito di sanzioni causa lockdown e minori spostamenti, le multe sono passate dalle quasi 116.000 del 2019 alle 79.300 del 2020, in termini di bilancio da oltre 11 milioni di euro a poco meno di 8, l'ennesimo mancato introito per le casse di Casugana, come evidenziato anche dal sindaco Conte. Nonostante la pandemia, i controlli sono però aumentati, come per l'abbandono dei rifiuti, complici i monitoraggi con il drone, 62 i verbali elevati agli ecofurbetti, ognuno da 400 euro. Per il 2021, nel giorno del patrono San Sebastiano, l'impegno per un rinnovato patto con la cittadinanza. L'approccio della Polizia Locale di Treviso è di grande sensibilità e informazione nei confronti dei cittadini. Sempre più giovanissimi fanno uso di sostanze stupefacenti, a dimostrarlo i sequestri dei carabinieri. Uso e abuso di sostanze stupefacenti, festini a base di droghe e alcol, alla faccia dei divieti anti-Covid. Giovanissimi che sempre più provano l'ebbrezza di sballare, entrare in un vortice da dove poi è difficile uscire. Per questo si è formata una rete importante per arginare un fenomeno devastante che uccide la mente e distrugge ogni cosa. È fondamentale, secondo noi, riuscire a fare rete, quindi con le altre istituzioni, quindi le agenzie educative, la scuola, la famiglia, gli enti, l'autorità sanitaria, in modo da poter appunto prevenire questa problematica. È per questo che insomma ormai da anni è nata una collaborazione. I carabinieri entrano nelle aule scolastiche, ma entrano proprio per dare un messaggio improntato alla promozione di una cultura della legalità. Ragazzini che provano anche solo per una volta una pasticca e pensano che questo non abbia nessun effetto. Poi ragazzi che dicono vado in discoteca, prendo una pastiglia e poi basta? Io credo che a questi ragazzi qua bisogna incominciare a fargli capire che una pastiglia e poi basta, potrebbe essere e poi basta, nel senso che poi basta, non ne prendo più e poi basta, e con questo credo di aver lanciato un messaggio pesante. Hashish, marijuana, ma anche eroina e cocaina, spacciatori che avvicinano giovanissimi e offrono loro la droga. All'inizio il contatto può avvenire quasi appunto come una sorta di offerta, di regalo. È bene precisare che la nostra disciplina giuridica punisce anche la semplice cessione a titolo gratuito di stupefacente, e da qui si può innestare tutto un circolo vizioso che può portare ovviamente anche ragazzi veramente giovanissimi ad essere assuntori, ma a loro volta anche così ad offrire queste dosi di stupefacente a coetanei. Sono 4.000 le persone nel Trevigiano che vengono seguite dal SERD, la maggior parte dipendente o consuma sostanze illegali, la droga. Poi abbiamo una parte, continua il direttore, di persone che usano sostanze legali tipo l'alcol, circa 1.500, e poi 500-600 persone con dipendenze senza sostanza.
la più nota, la più importante forse è la dipendenza da gioco d'azzardo patologico, il gioco d'azzardo patologico, e poi c'è tutte le dipendenze senza sostanza, la dipendenza da internet, la dipendenza da social, la dipendenza da comportamenti che saranno un po', no, il terreno sul quale dovremo seminare e lavorare nei prossimi anni. Maxi frode al fisco, sequestrati beni e immobili per oltre 3 milioni e mezzo di euro, 2 i denunciati, anche un 48enne di Mareno di Piave. Operazione Aracne, un giro di fatture false per 24 milioni di euro emesse dal 2015 al 2019. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e denaro per oltre 3 milioni e mezzo di euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Bassano. Denunciati 2 imprenditori, un 56enne di Bassano e un 48enne di Mareno di Piave. Il bassanese emetteva fatture inesistenti a favore della società beneficiaria del Trevigiano senza versare IVA e a questo punto la società beneficiaria si detraeva l'IVA derivante da queste fatture per operazioni esistenti. Qui cosa succedeva? Che la società cartiera con il denaro dell'IVA che non versava all'erario lo prelevava, lo consegnava al soggetto beneficiario che a sua volta comprava in nero da soggetti di nazionalità cinese merce che a sua volta immetteva all'interno della sua azienda per poter vendere a prezzi concorrenziali rispetto alla grande distribuzione. Una fitta rete, una tela di ragno, da qui il nome Aracne, che interessava mezza Italia, sventata grazie alle ultimissime tecnologie. Il bassanese, pur dichiarando somme irrisorie al fisco, pubblicizzava sui social un altissimo tenore di vita che l'ha incastrato. Le fiamme gialle hanno bloccato somme depositate sui conti correnti e depositi al risparmio, oltre a 2 appartamenti situati a Caorle e Conegliano, una villa di pregio e 2 terreni a Mareno di Piave. Terremoti in Veneto, 4 comuni trevigiani e 7 bellunesi sono stati classificati dalla Regione Veneto a maggior rischio sismico. Ha approvato oggi una delibera che prevede la riduzione dell'elenco delle zone sismiche del Veneto e una nuova mappa. Con la nuova mappa il territorio verrà suddiviso in 3 zone, una in meno rispetto all'attuale sistema. Nella prima, quella caratterizzata da una maggiore pericolosità sismica, sono stati inseriti 11 comuni: Vittorio Veneto, Tarzo, Revine Lago e Fregona, e poi Belluno, Alpago, Chies dal Pago, Valbelluna, Tambre, Ponte nelle Alpi, Limana. Nella seconda zona ci sono 247 comuni veneti, nella terza 305. Questa suddivisione, oltre ad essere indispensabile per organizzare adeguatamente la prevenzione del rischio sismico, è rilevante per gli aspetti amministrativi previsti dalla normativa che disciplina l'attività edificatoria e per l'applicazione dei benefici derivanti dall'incentivazione fiscale finalizzata alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti. Si chiama Polpetta, come il gatto di un noto youtuber seguitissimo dai giovani, ma anche perché dopo essere stato schiacciato da un'auto è riuscito a guarire. A raccontare la storia del felino sono i Ranger di Volontari d'Europa, l'organizzazione di volontariato con sede a Sernal della Battaglia, dove il gatto era stato trovato sul ciglio della strada lo scorso 4 dicembre. Il micio, in gravi condizioni, era stato consegnato alle cure dei veterinari dell'ULS 2, poi il recupero e la fisioterapia. Raccontano i Ranger che Polpetta, seppur claudicante, è tornato pieno di vitalità e aspetta solo un padrone ora che si prenda cura di lui. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Raffica di violazione al codice della strada sono state notificate dai carabinieri forestali a Luca Ghedina, l'allevatore balzato agli onori delle cronache, lo ricorderete, per avere inseguito un branco di lupi incontrati sul passo Tre Croci. Passo Tre Croci, eccoci qua. Beccati, in pieno. Nessun rilievo penale, nessuna evidenza di presunti clamorosi risvolti nelle indagini, solo una sfilza di infrazioni al codice della strada, e di queste è chiamato a rispondere Luca Ghedina, l'allevatore balzato agli onori delle cronache per quel video divenuto virale in cui si vede un inseguimento notturno di un branco di lupi incrociato per caso al passo Tre Croci, uso del cellulare alla guida, guida contromano, mancata osservanza dell'obbligo di fermarsi in presenza di animali e guida a cavallo della striscia continua.
I carabinieri forestali del nucleo investigativo di Polizia Ambientale di Belluno hanno condannato la condotta dell'allevatore, non riscontrando nei sopralluoghi per ricostruire l'accaduto il ferimento o il decesso dei lupi a causa dell'eccessivo dispendio di energie per l'innaturale prolungato e intenso sforzo. E si mettono qua sicuro perché c'è il discorso dei cervi. Guarda che andare, vedi? Adesso 2 sono andati fuori dalla strada, mancano ancora 2. Guarda che roba. Un'attività non nuova per i carabinieri forestali chiamati al monitoraggio del lupo in Veneto anche nell'ambito del progetto transalpino denominato Wolf Alps, in collaborazione con gli uomini della Polizia Provinciale che stanno cercando attraverso la loro attività di comunicare il ruolo di regolatore del grande predatore nei confronti della densità degli ungulati. Per i militari inutili e pericolose perciò sono le comunicazioni volte a diffondere allarme sociale. A causa di quel video però Luca Ghedina, il fratello Christian, pluricampione di discesa libera, e la sua famiglia hanno ricevuto insulti e minacce, anche di morte. Il Comune di Belluno presenta la prima conta dei danni dell'alluvione di dicembre che ammontano ad 1.600.000 euro. Massaro, con le risorse a disposizione è quasi impossibile fronteggiare situazioni emergenziali. I danni causati dalle piogge torrenziali e dalle frane e smottamenti diffusi su tutto il territorio comunale ammontano a 1.600.000 euro. L'alluvione, che a inizio dicembre per una settimana intera ha colpito tutta la provincia, ha flagellato il comune di Belluno, che neppure con Baia aveva dovuto fare i conti con una serie enorme di criticità, alcune note, altre totalmente nuove. È una conta veramente molto elevata, che si somma a una serie di altre conte che abbiamo dovuto fare nel corso del tempo, a partire da Baia in avanti, a causa di continui smottamenti, continue situazioni meteorologiche che ci stanno mettendo veramente in ginocchio. 13 gli interventi segnalati da Palazzo Rosso alla Regione, alcuni già conclusi con la procedura della somma emergenza, altri richiedono lavori di difesa idraulica e geologica per consolidare i versanti in frana a Pradeluni, Cet, Cirvoi, Visome in via San Francesco. I cambiamenti climatici ci hanno messo in ginocchio, faccio l'esempio molto banale dello smaltimento delle acque meteoriche nelle nostre strade. Le nostre tubazioni per smaltire la pioggia erano state costruite sulla base dei dati di pioggia che esistevano 20-30 anni fa e non con le piogge che ci sono adesso, per cui si allaga quasi tutto. Il nostro territorio è fragile. Fortunatamente sino ad ora nessun danno è stato segnalato dai privati o da attività economiche. Mettiamo pezze dappertutto, dice Massaro, per spiegare quanto sia complicato per i comuni dover far fronte a ogni situazione che oramai assume sempre il carattere emergenziale. Non abbiamo le risorse economiche, non abbiamo più il personale e siamo in grandissima difficoltà. Dobbiamo cambiare completamente regime e cominciare a capire che dobbiamo prevenire questi fenomeni e dobbiamo completamente ristrutturare, tra virgolette, le nostre città, e per fare questo ovviamente servono le risorse che ci devono arrivare dall'alto. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre al termine alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Nuovo stop all'anticiclone. Il flusso perturbato atlantico raggiunge l'Italia, tempo in progressivo peggioramento sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 21 gennaio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, in mattinata bassa probabilità di piovaschi salvo per locali e brevi fenomeni. Con il passare delle ore piogge in graduale estensione fino a diventare diffuse e localmente anche intense. Sulle Dolomiti neve fino ai fondovalle, sulle Prealpi invece intorno agli 800-1000 metri. Venti moderati da sud-est sulle zone di pianura. Temperature in aumento, minime tra lo 0 e i 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 4 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui cielo coperto sin dal mattino ma precipitazioni via via più estese a partire dal pomeriggio e risulteranno anche forti in serata. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime invece sugli 8-12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui il tempo risulterà instabile con pioggia e locali nevicate a bassa quota, specie sui settori meridionali della regione. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 4 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.